Negli oltre 900 metri quadri del nostro Safety Training Center, i partecipanti ai corsi per addetti antincendio hanno a disposizione anche le nuovissime sala prove estintori e sala prove idranti. Nella sala prove estintori è possibile effettuare prove di spegnimento mediante estintori in appositi focolai che simulano un principio di incendio. La sala prove idranti è invece un locale appositamente progettato e realizzato per effettuare in sicurezza e al coperto tutte le prove pratiche su idranti Uni 45, Uni 70 e NASPI, come previsto dal decreto ministeriale 2 settembre 2021, il decreto che regolamenta la formazione degli addetti antincendio. Il dimensionamento degli impianti presenti nella sala prove idranti garantisce prestazioni in termini di pressione residua e portata conformi a quanto previsto dalla norma UNI 10779. In tal modo i partecipanti ai corsi antincendio potranno provare direttamente le corrette modalità d'uso degli idranti Uni 45 e Uni 70 e dei NASPI, sperimentando anche lo sforzo necessario per contrastare la spinta di tale attrezzatura antincendio. Vediamo ora i vari componenti di questo impianto. Questo è l'attacco di mandata per autopompa, conforme alla norma 10779, con attacchi BN70 e una valvola di sicurezza regolata a 12 bar. Si tratta di un dispositivo costituito almeno da una valvola di intercettazione e da una di non ritorno, dotato da uno o più attacchi unificati per tubazioni flessibili antincendio. Questo attacco di mandata è un dispositivo collegato alla rete idranti, al fine di poterla alimentare in caso di emergenza mediante l'autopompa dei Vigili del Fuoco. Gli attacchi di mandata per autopompa devono essere installati in modo da garantire un agevole utilizzo e chiaramente segnalati. Questo è un NASPO antincendio di N25 conforme alla norma UNI EN 671-1, con tubazione semirigida UNI EN 694. Con il termine NASPO si identifica un apparecchio di erogazione dell'acqua costituito da una bobina mobile su cui è avvolta una tubazione semirigida collegata ad un'estremità con una lancia erogatrice. Questa è la tipologia di terminale più piccolo di una rete idrica antincendio, installato all'interno di edifici per essere utilizzato facilmente e serve per poter intervenire su un incendio che si sta sviluppando all'interno di un locale, al fine di controllare manualmente la crescita dell'incendio e, se possibile, estinguerlo. Secondo la norma UNI 10779, che stabilisce le caratteristiche idrauliche di una rete idrica antincendio suddividendoli in 3 livelli, il NASPO deve garantire una pressione residua minima di 2 bar, con una portata d'acqua di almeno 60 litri al minuto. Si tratta quindi di una tipologia di idrante più facile da utilizzare e, grazie alla tubazione semirigida, è possibile iniziare l'erogazione dell'acqua anche senza aver completamente disteso la tubazione. Per controllare il getto d'acqua, l'operatore impugna la lancia erogatrice, che consente non solo di direzionare il getto d'acqua, ma anche di modularlo, scegliendo tra il getto pieno e il getto frazionato. Questo è un idrante antincendio a muro Uni 45, conforme alla norma UNI EN 671-2, con tubazioni flessibili Uni EN 14540. Con il termine idrante a muro si identifica un apparecchio di erogazione composto essenzialmente da una cassetta contenente una valvola manuale di intercettazione, una tubazione flessibile completa di raccordi e una lancia erogatrice. Questa è la tipologia di idranti intermedia che garantisce portate e pressioni maggiori rispetto al NASPO, ma minori rispetto agli idranti Uni 70. Per questa ragione, questa tipologia di idrante può essere installato sia all'interno che all'esterno degli edifici. La tubazione collegata all'idrante Uni 45 è di tipo flessibile, quella che viene normalmente chiamata manichetta. Pertanto, prima dell'utilizzo deve essere completamente srotolata, avendo cura di non lasciare nodi o strozzature. Secondo la norma UNI 10779, che stabilisce le caratteristiche idrauliche di una rete idrica antincendio, suddividendoli in 3 livelli, l'idrante Uni 45 deve garantire una pressione residua minima di 2 bar, con una portata di acqua di almeno 120 litri al minuto. Per controllare il getto d'acqua, l'operatore impugna la lancia erogatrice, che consente non solo di direzionare il getto d'acqua, ma anche di modularlo, scegliendo tra il getto pieno e il getto frazionato. In questa postazione vediamo 2 tipologie di idranti Uni 70, l'idrante sottosuolo e l'idrante soprasuolo. L'idrante sottosuolo Uni 70 è conforme alla norma UNI EN 14339. In questo caso l'attacco della manichetta si trova sottosuolo, pertanto per accedervi è necessario aprire il coperchio, più precisamente il chiusino, installato al piano di calpestio. Anche la valvola si trova all'interno dell'alloggiamento sottosuolo, pertanto per aprirla e consentire quindi l'erogazione di acqua è necessario agire con un'apposita chiave di manovra. L'idrante antincendio a colonna soprasuolo Uni 70 è conforme alla norma UNI EN 14384.
Con il termine idrante a colonna soprassuolo si intende un apparecchio di erogazione costituito da una valvola, alloggiata nella posizione interrata dell'apparecchio, manovrata attraverso un albero verticale che ruota nel corpo cilindrico, nel quale sono anche ricavati uno o più attacchi con filettatura unificata. A questo apparecchio si collega la manichetta e, agendo con un'apposita chiave di manovra, si apre la valvola dando inizio all'erogazione dell'acqua. Nella distesa delle tubazioni, il raccordo maschio al quale verrà collegata la lancia deve essere diretto verso l'incendio, mentre il raccordo femmina andrà collegato alla colonna idrante. Secondo la norma UNI 10779, che stabilisce le caratteristiche idrauliche di una rete idrica antincendio suddividendoli in 3 livelli, l'idrante UNI 70, sia del tipo sottosuolo sia del tipo soprassuolo, deve garantire una pressione residua minima di 3 bar con una portata d'acqua di almeno 300 litri al minuto. Si tratta quindi della tipologia di idrante con le prestazioni in termini di pressione e portata più elevate. Questo tipo di idrante è generalmente installato all'esterno degli edifici. Per controllare il getto d'acqua, l'operatore impugna la lancia erogatrice, che consente non solo di direzionare il getto d'acqua, ma anche di modularlo scegliendo tra il getto pieno e il getto frazionato. Grazie all'innovativa sala prove idranti di Vega Formazione, gli addetti antincendio possono essere formati e addestrati non solo nell'uso degli estintori, ma anche nell'utilizzo di idranti e naspi con erogazione di acqua. Vega Formazione, un passo avanti nella formazione e nell'addestramento dei lavoratori.